Ha sentito il sindaco per il caso Vettoretti? No, perché è una questione amministrativa, non è una questione politica. L'aria, ma più probabilmente le ferie d'agosto, hanno sopito le polemiche tra commercianti e assessorato alle attività produttive sulle iniziative promozionali per Treviso. Ma il caso Mom, con la corriera dalla città per il centro commerciale di Noventa di Piave e dal punto di vista degli esercenti un numero limitato di eventi che non stanno aiutando gli acquisti in centro storico, covano sotto la cenere dopo le polemiche infiammate sia ad aprile che a luglio, in particolare dalle associazioni di commercianti Veneto Imprese Unite e Rivivere Treviso. Critiche pronte a rinfocolarsi con il ritorno settembrino, anche se il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia blinda l'assessore Rosanna Vettoretti. L'assessore, insomma, sta lavorando ormai da un anno. È ovvio che, come dire, non si possono accontentare tutti, è ovvio che qualcuno non sia soddisfatto perché, insomma, in questo periodo, non solo a Treviso ma anche in altre realtà, ci sono casi simili. È ovvio che, insomma, che quando uno amministra può scontentare qualcuno. È ovvio però che noi siamo a disposizione sempre per confrontarci. Confronto che avverrà quasi sicuramente con l'autunno e con i commercianti che nel frattempo stanno affrontando un altro storico problema del centro di Treviso, la convivenza tra residenti e attività che tengono aperto fino a tarda serata. Quello che con FIPE stiamo cercando di fare è un tavolo, è una sorta di organo di mediazione tra quindi questi residenti e questi pubblici esercizi al fine di preservare l'obiettivo principale dell'esercente, che è quello sostanzialmente di dare anche un bene collettivo oltre che un'attività specifica. E fa pensare non poco che a questo tavolo non ci sia il comune, altro segnale da parte delle attività produttive che non può non far riflettere Cassogana. Per questo il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia rilancia con un'altra proposta ai commercianti. Organizzerete un momento d'incontro? Assolutamente, se loro riterranno opportuno che, insomma, questo incontro si possa fare, noi siamo a disposizione, a partire proprio dal senatore, per cercare di confrontarci, per cercare di ascoltare e per cercare appunto di trovare delle soluzioni. Il senatore Luca De Carlo, presidente della commissione, per cercare di ascoltare e per cercare appunto di trovare delle soluzioni proprio che vadano incontro alle esigenze dei commercianti.